Il nostro intervento è stato effettuato su una bambina di 19 mesi, che è la paziente più piccola ad oggi trattata e ha la peculiarità di essere stato effettuato utilizzando non la tecnica tradizionale stereotassica per la quale di fatto l'azienda farmaceutica che produce il farmaco aveva ottenuto l'autorizzazione, ma ha la peculiarità di essere stato effettuato utilizzando la neuronavigazione, la TAC intraoperatoria e un braccio robotico, cioè la tecnologia robotica applicata alla neurochirurgia. Perché questo? Se voi considerate che l'autorizzazione per l'utilizzo del farmaco prevede un'età minima di 18 mesi, ma perché questi 18 mesi? Perché in realtà il casco stereotassico che si utilizza o che era stato utilizzato fino a dicembre scorso per effettuare questi interventi non può essere utilizzato al di sotto dei 18 mesi. Noi abbiamo proposto una tecnica differente che è quella che oggi si utilizza per le biopsie cerebrali, per la cura di alcuni tumori cerebrali, per alcuni interventi per esempio di stimolazione cerebrale, quali quelli che si effettuano anche per la malattia di Parkinson, e utilizzando questa metodica basata sulla integrazione della neuronavigazione con la TAC intraoperatoria che consente di ottenere sempre delle immagini del cervello aggiornate e la robotica, abbiamo potuto ottenere quanto di più moderno oggi la tecnologia offra in ambito neurochirurgico.